Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta come sempre ogni mercoledì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande. Oggi c'è l'Auser, quindi parleremo di aiuto alle persone anche in un periodo importante, lo diciamo poi anche sempre in queste occasioni come l'estate, non solo anziani ma anche giovani, centri estivi. Tra po' vi diciamo tutto. Cominciamo da Manuela Beni, buongiorno, ben trovata, Auser Treviso. Presidente anche di Polaris, tra poco diciamo cos'è. Saluto il presidente di Auser Treviso Umberto Tronchin. Buongiorno a tutti i telespettatori. E il vice Giancarlo Cavallin. Buongiorno. Buongiorno, ben trovati. Allora, poco fa, prima di iniziare, stavamo spulciando anche i dati che riguardano le pensioni, perché poi anche per chi ci segue da casa è sempre interessante. A proposito, 0422 1626 798 per cominciare a chiamare, insomma, se volete fare domande. Sono quasi 16 milioni di pensionati con oltre un terzo che prende meno di 1.000 euro al mese. Non è una gran novità, no? Ne parliamo sempre, però questo è comunque bene ribadirlo. Il presidente Tridico dell'Inps dice che quota 100 i dati sono un po' inferiori, questo l'avevamo detto, rispetto alle stime del 30%. Italo, Alessandro, non so se potete darmi una mano qua ancora, invece il PIL, la crescita, tornano quei dati, purtroppo l'Italia 0,1 in crescita. Quindi insomma di fatto niente, non c'è crescita perché quella non può essere valutata, gli imprenditori stimano una cosa positiva quando è più 1,5, 2 almeno. Guardate Malta cresce del 5,3, questo in base alle previsioni, noi siamo giù in fondo, gli ultimi più 0,1. Allora Umberto, di cosa parliamo oggi quindi? I dati di oggi ci impongono di parlare di una società che cambia, di una società che vivrà momenti di difficoltà, di una società che non genera sviluppo, di una società che si è fermata anche sul piano demografico, anzi recede, di una società che ha sempre più bisogno di aiuto perché le persone invecchiano fortunatamente, e di una società che è sempre meno solidale, una società in cui i servizi sono sempre in riduzione, una società in cui le politiche di aiuto che il volontariato esprime sono sempre più necessarie per dare diritti di cittadinanza, diritti di mobilità, diritti di aiuto, diritti di integrazione, per far sentire le persone vive, per farle partecipare alla vita sociale. Credo che questo sia oggi un grande problema che ci dobbiamo porre. Noi come associazione stiamo lavorando su 1000 cose, poi le spiegheremo, però riteniamo che sia necessario ripensare il nostro mondo, ripensare la nostra società, ripensarla in termini di come si sta evolvendo, ripensarla in termini di far sentire i cittadini protagonisti sia nella vita e anche nelle politiche di aiuto, protagonisti e cittadini veri quando hanno bisogno di un servizio che oggi, se parliamo di sanità, molto spesso diventa un limite, un confine, una difficoltà ad accedervi. Cittadini che sanno quali sono i loro diritti, cittadini che devono essere informati rispetto a quello che spetta a un cittadino, non inventare le cose o vivere molto spesso di luoghi comuni, perché molto spesso i diritti ci sono e le persone non sanno di averli. Certo. E per cui noi siamo un'associazione che quando parliamo di invecchiamento attivo, ma non solo, parliamo anche di integrazione con le persone che hanno delle difficoltà, delle disabilità, parliamo di integrazione con un altro, siamo attenti a queste questioni, sapendo che adesso non voglio parlare di cose che non competono a me o alla nostra associazione, ma che il dato delle pensioni che sono un terzo sotto i 1.000 euro sarà un dato che si rifletterà nel futuro in modo negativo anche per tantissimi altri. Siamo molto preoccupati perché le riforme fatte con le leggi finanziarie o con le riforme previdenziali portano di fatto una riduzione di quello che può essere il valore delle pensioni future per i giovani, e c'è un problema che va affrontato. Poi dice, sempre i dati di Tridico, presidente dell'Inps, 5,4 milioni di pensionati sono sotto i 1.000 euro, che è quello che dicevamo poco fa. Tridico, il sistema è solido, l'importo medio mensile per i pensionati Inps è pari a 1.548 euro, quota 100 domande sotto le stime del 30%, reddito di cittadinanza a 2 milioni di persone, questo
sono credo ancora stime perché sappiamo bene i numeri del reddito, almeno per ora sono altri, e i 1.548 euro di importo medio mensile per i pensionati significa tra l'altro le 3 volte il minimo, almeno, no, poi bisogna vedere se è lordo o netto, comunque 3 volte il minimo, e quindi quelli che si sono visti anche il blocco della rivalutazione come già avvenuto insomma anche in precedenza, e non solo, la restituzione di qualche soldino come abbiamo detto sempre dal 1° giugno. C'è una cosa dalla quale vorrei partire, poi prima di sentire anche le telefonate, se qualcuno voglia fare domande insomma, e lasciare qualche commento. È un periodo particolare quello dell'estate, poi parleremo anche dei giovani, no? Ma soprattutto per gli anziani, quali iniziative in campo, perché mi piace sempre ricordarlo. Per esempio quest'anno, proprio perché normalmente il periodo estivo è il periodo della solitudine, e molto spesso fa più scalpore il fatto che le persone, io le condanno assolutamente, abbandonano gli animali, ma molto spesso abbandoniamo le persone. Per cui la nostra associazione è portatrice di una campagna che si chiama L'estate con gli anziani, in cui i nostri centri rimarranno aperti proprio perché molto spesso le persone che rimangono sole perché le famiglie o i figli vanno via si troverebbero proprio sole, almeno manteniamo quei giorni in cui c'è una partecipazione, una vita sociale, un momento di convivialità che credo sia necessario. Oltre al fatto che proviamo a dare anche una risposta a quel disagio che provoca il caldo, magari i nostri circoli hanno anche i climatizzatori e per cui le persone vengono lì anche proprio per sentirsi un attimo più serene dal punto di vista dell'aspetto fisico. Ecco Giancarlo, dove per esempio? Sì, noi abbiamo 70 associazioni in provincia di Treviso, quindi siamo distribuiti un po' in tutto il territorio della provincia. Quindi abbiamo volontari a centinaia, perché abbiamo più di 8.000 iscritti in provincia di Treviso e una settantina di associazioni, insomma, ecco. Quindi c'è questa nostra presenza diffusa nel territorio. Poi ecco, così il nostro sforzo è anche quello di collaborare con le amministrazioni, perché questo è un po' il nostro scopo, di essere un soggetto che è in relazione quindi con le amministrazioni, con i servizi, proprio per non sovrapporsi, ma anche perché il volontariato ha un ruolo anche rispetto ai bisogni delle persone di cercare anche a costruire le risposte, perché noi come volontari possiamo arrivare fino a un certo punto, non è che siamo in grado di dare una risposta a tutte le necessità. Certo, noi siamo nati come associazione rivolta in particolare agli anziani, poi negli anni in realtà la propria attività si è sviluppata anche in ambiti diversi, ecco. Quindi credo sia importante questo. Io faccio parte anche da diversi anni anche degli organismi provinciali del volontariato, quindi ho presente un po' la situazione, i bisogni, poi questi ultimi anni con la crisi economica che c'è stata e anche da un punto di vista sociale, quindi si sono allargate le necessità delle persone di avere delle risposte, di trovarsi in una situazione anche di marginalità spesso, insomma, ecco. Quindi anche persone che magari nella loro vita avevano avuto anche una situazione economica, sociale, tutto sommato anche abbastanza buona, ma poi invece per la disoccupazione, per alcuni effetti, ecco, anche diciamo, di situazioni sociali che si sono create, si trovano in forti situazioni di disagio. Manuela, prima della pubblicità ricordiamo solo il dato, Polaris, così spieghiamo anche di che cosa si tratta, e poi l'iniziativa che avete in questi giorni che poi ricorderemo. Certo, allora Polaris è un'associazione che è nata lo scorso anno, nel marzo 2018, ma già dal 2016 si era costituito un gruppo spontaneo di giovani volontari che operavano sia con i bambini dai 3 ai 14 anni e sia con i ragazzi con disabilità. La riflessione parte proprio dal presupposto che ci sia la cura al centro della nostra azione, del nostro operare, la cura dell'uomo, della persona e soprattutto il suo benessere. Ecco allora diciamo tutte le aree che sono state create all'interno di Polaris. Attualmente stiamo organizzando dei centri estivi a Casale sul Sile all'interno di un agriturismo, partendo direttamente da giugno dall'analisi dei bisogni dei bambini che a fine scuola primaria, sentono il bisogno un attimino di
giocare, di divertirsi in un contesto sociale, in un contesto naturale, dove li porta un attimino a soddisfare il proprio bisogno ancestrale di trovare un equilibrio con la natura. L'analisi che è stata fatta è che appunto per affrontare i problemi della vita quotidiana il bambino deve sviluppare il problem solving. Ecco allora che alla base c'è la necessità di educare alla creatività e alla soluzione dei problemi. Infatti, no? Questa un po' è la base. Dal 1° di luglio siamo partiti con i centri estivi Giochi Estate e abbiamo posto al centro della nostra azione l'importanza dell'ambiente, la sostenibilità attraverso il riciclo di tutto ciò che utilizziamo sia a livello alimentare sia a livello proprio di materiali, e quindi i bambini svilupperanno sempre la creatività facendo diverse attività laboratoriali. Poi a fine queste attività verranno sviluppate tutte nel mese di luglio e anche nel mese di agosto. L'ultima settimana di agosto e la prima di settembre cominciamo a creare un ambiente molto più strutturato proprio per indirizzarli all'apertura della scuola. In tutto questo un grande spazio ce l'hanno i ragazzi disabili, perché ci sta a cuore proprio la disabilità, come l'esserci delle differenze nella vita quotidiana. Ognuno di noi porta delle diversità e le differenze diventano non un limite ma una risorsa. Ecco allora che operiamo con diverse associazioni, gruppi del territorio, con il CEOD, ad esempio abbiamo avuto contatti con la Cascina di Paese, sono arrivati un gruppo di ragazzi maestri di manualità che insieme ai bambini hanno sviluppato diverse abilità, conoscenze e competenze soprattutto sociali ed emotive. Anche con le zebre gialle appartenenti sempre al territorio di Silea abbiamo sviluppato questa collaborazione e anche loro interverranno all'interno dei centri dal punto di vista motorio. Chiarissimo, allora ci fermiamo, poi vi ricordo 0422 1626 798 se avete domande e anche curiosità ovviamente in merito alle attività. Ci vediamo tra poco. Ore 13, torniamo in diretta con l'Auser, oggi insieme a loro per scoprire tante attività. Con l'Auser cresce la solidarietà, intanto ci sono alcune cose che mi hanno colpito, ma dopo ve le chiedo, no? Però prima Giancarlo diceva di 70 circoli, 8.000 iscritti e ci sono molti volontari, anche giovani? Sì, ragazzi che si danno esatto, a fare sì, altri noi, ragazzi o persone più anziane, sì? Esatto, sì, noi tra i volontari abbiamo anche giovani in varie esperienze, poi soprattutto nell'area, per esempio nell'Handicap che abbiamo sviluppato soprattutto in questi ultimi 2 anni, appunto l'associazione Polaris, ma prima era nata anche un'esperienza, abbiamo aperto un appartamento dove 5 ragazzi fanno un'esperienza di autonomia abitativa assieme a dei volontari e anche a degli educatori. Proprio prima di venire qui alla trasmissione sono andato a aprire l'appartamento di questi ragazzi che fanno questa esperienza. Che ragazzi sono? Disabilità intellettive, ecco, non lievi, però siamo dai 26-27 anni ai 38, insomma, ecco. E quindi come si organizzano? Ma loro attualmente stanno facendo un'esperienza di venerdì, sabato e domenica. Quindi passano il weekend insieme, passano il weekend, siamo volontari. Okay. Adesso invece, proprio in queste settimane, stiamo allargando, per esempio oggi che è mercoledì, invece hanno iniziato a fare un pomeriggio e faranno più pomeriggi assieme, proprio per abituarsi a gestirsi la casa. Ecco, perché c'è qualcuno che cucina? Sì, esatto. Cioè per loro o tra loro c'è qualcuno che ha capacità? Ma l'importante è sì, poi c'è chi è più bravo, ha più capacità, ecco, anche, però l'importante è che tutti abbiano un po' questa abilità, perché un domani hanno anche la possibilità di andare a abitare anche per conto proprio, ecco, questo è un po' l'aiuto che noi intendiamo dare. Insomma. Allora, con Umberto Tronchini invece noi parliamo sempre di invecchiamento attivo, ma cosa vuol dire? Qual è la definizione, che cosa, e poi come si declina? Allora, si declina in moltissimi modi. Invecchiare attivamente significa cittadini che hanno la curiosità di fare le cose che non sono riusciti a fare nella vita. Invecchiare attivamente vuol dire essere partecipe a una società, a una discussione sociale, sui temi sociali. Cittadini attivi vuol dire essere persone che si interessano della collettività, che danno un aiuto a risolvere le cose, a dare una mano a risolvere le cose.
vuol dire tante cose, vuol dire anche essere persone che hanno una sensibilità, che coltivano questo elemento della solidarietà e che danno la loro disponibilità all'aiuto. Vuol dire fare le cose, come spiegava prima Giancarlo e la Manuela, quelle cose che forse sono viste come una cosa che non riguarda completamente la società e che invece è proprio l'essenza per risolvere i problemi, che la società si metta a disposizione per risolverli. Perché le persone anziane, chiamiamoli pensionati, poi anziani, ognuno di noi ha un'idea di cosa vuol dire anziano, però le persone che hanno smesso di lavorare non possono essere più viste come uno scontro generazionale fra chi ha la pensione, magari non sotto i 1.000 euro, e chi invece è sfortunato perché non ha un lavoro, o chi è fortunato perché ha un lavoro ma non gli piace, no? Deve essere vista una cosa che si integra, e per cui le persone che possono dare delle disponibilità sono persone che si mettono a disposizione. Guardate, le esperienze che stiamo vivendo sono, per esempio, le cose banali, no, della vita. La mattina alle 8 devi andare in ufficio e il figlio comincia a scuola alle 8. Allora abbiamo dei comuni con i quali abbiamo fatto le convenzioni, in cui sono delle persone che sono messe a disposizione, che vanno lì, accolgono i bambini e stanno un quarto d'ora con questi ragazzini finché arrivano i professori e i maestri. Tradotto significa quella mamma arriva in orario al lavoro. Certo. E questo succede, cioè restano dentro l'istituto? Restano dentro l'istituto. Le persone che si mettono a disposizione volontari sono all'istituto. Facciamo le convenzioni con i comuni. Quindi i genitori lasciano i bimbi a scuola un po' prima. Ma poi vuol dire tante cose, per esempio... Allora, se noi pensiamo agli anziani, sì? Perché ovviamente poi uno dice, no, cosa? Il nonno Paletta, uno pensa al nonno Paletta. Ma in realtà, guardate che è uno dei servizi più importanti, intanto perché è a tutela dei ragazzi, dei bambini di oggi, quindi tramite il comune, mettersi a disposizione per una cosa del genere è fondamentale. Le cose dei parchi. Anche questo, esatto, o la sorveglianza. Le biblioteche che apriamo oltre gli orari dei dipendenti, giustamente. E per molti pensionati, come si diceva prima, significa non stare a casa ad annoiarsi. Vuol dire continuare a coltivare una vita sociale, una vita di partecipazione, e non perché noi abbiamo i circoli in cui si gioca anche solo a carte, ma magari a fianco, sullo stesso circolo, sullo stesso fabbricato, un gruppo di quelle persone che giocano a carte fanno i volontari nei nostri centri sollievo, in cui le persone, anche qui c'è un accordo con l'USD, che quando le persone hanno una demenza iniziale o un inizio di Alzheimer, i nostri volontari che magari hanno fatto altro nella vita oppure hanno già le competenze vengono formati dai psicologi dell'ULSS e gestiscono i centri sollievo, cioè nel senso che diamo un sollievo alle famiglie di qualche ora alla settimana, che magari si vanno a fare la spesa, perché quei tipi di patologie sono patologie che non solo inibiscono la persona ma inibiscono qualsiasi tipo di vita anche di chi ci vive a fianco, per cui tutte queste cose sono momenti di integrazione sociale che sono fondamentali. E poi lavoriamo su tanti progetti, per esempio adesso abbiamo questa cosa di invecchiamento attivo in cui siamo assegnatari di un bando, poi lavoriamo sul progetto Victory, che è un progetto con Informatici Senza Frontiere per insegnare l'uso del computer alle persone. Anche qui non c'è un problema di età, uno può frequentare i nostri corsi tranquillamente. Abbiamo l'integrazione che è l'integrazione di persone che hanno avuto nella vita delle sfortune, hanno vissuto per tempo ai margini, che magari vengono a fare i volontari da noi perché ci risegnano i servizi sociali e che riprendono a vivere perché si sentono impegnati nel trasporto delle persone a fare la visita medica piuttosto con i nostri pulmini, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Ecco, queste sono queste. Poi abbiamo le integrazioni anche con le altre culture. Io voglio citare qui una cosa che in questi giorni mi appassiona. Abbiamo iniziato a Crocetta del Montello, la nostra università è stata interessata da una comunità cinese a insegnare il cinese, a scrivere il cinese ai bambini nati in Italia, perché oggi l'integrazione è al rovescio, i loro genitori sono venuti qua, i bimbi sono nati qua e non sanno più il cinese. Sanno parlare il cinese ma non lo sanno scrivere, insomma non è una cosa semplice, e allora c'è un corso e sono anche degli italiani che frequentano il corso, perché il cinese è una lingua forse che guarda molto al futuro, no? Ecco, da qui è nata un'altra cosa. Questi vogliono dimostrare di essere integrati portando la loro cultura, e abbiamo costituito in queste settimane un circolo che si chiama Nuova Epoca Italia-Cina, in cui queste persone cinesi, che sono già oltre
quasi 50 in 2 settimane, fanno questa iniziativa che per loro è la loro cultura, del ballo con gli abiti, con i costumi tradizionali nelle piazze, e per cui voi capite che oggi, no, questa cosa qui che sembra tanto, ma si sono iscritti anche italiani a fare sta roba qui, perché la conoscenza delle culture degli altri, no, ti porta a essere integrato. Certo. Molto spesso viviamo come le altre etnie, le guardiamo, le altre nazionalità le vediamo in un certo modo, poi se li frequentiamo sono persone come noi, ma con un entusiasmo. è anche un bel dato culturale, perché diciamo certo. sempre che la comunità cinese è molto ristretta, no? No, Chiusa in se invece stessa. ci hanno Invece contattato. ci avevano chiesto, avete qualcuno che fa un corso di cinese scritto per i nostri bimbi che Tra sanno l'altro solo l'italiano? la presidente, che è una Curioso. cinese, è una plurilaureata che parla italiano benissimo, sposata con un italiano, lei insegna ballo, insegna le cinesi, insegna tutto, ed è una comunità che si è aperta e che si apre alle collettività. Poi le altre questioni, noi prima abbiamo parlato dei nostri progetti di autonomia di vita, anche qui faccio un appello, insomma, noi abbiamo preso in affitto un appartamento perché un signore, che ringrazio, Luigi, ci ha dato la disponibilità a darci una casa che è una villetta. Con grande fatica. È una villetta. Va bene, però insomma abbiamo necessità di fare un'altra operazione, di ampliare questa cosa qui, di ampliarlo anche verso, per esempio, la parte femminile di questo mondo, che esiste e che è forse più trascurata rispetto a quella maschile. Allora, se ci sono delle persone che ci aiutano, nel senso che noi gli affitti li paghiamo, le bollette le paghiamo, ma ci aiutano perché si fidano di noi e ci danno le loro proprietà. Noi le gestiamo bene e questi ragazzi imparano a tenersi il giardino, a tenersi la casa, a farsi la spesa, a vivere. E poi dobbiamo pensare a un altro passaggio fondamentale che noi su cui stiamo insistendo. Come a questi diamo un futuro di autonomia vera, certo. Perché la nostra esperienza di 2 anni con dopo di Insieme noi, per Crescere, sì, ma Insieme per Crescere dice che di questi ragazzi un paio sicuramente sono già in grado di vivere da soli, ma è difficile trovare la possibilità, allora bisogna che siano luoghi protetti. Allora l'idea è le case confiscate, le case degli enti chiuse, le case storiche che sono chiuse, perché non costruire, realizzare lì alcuni appartamenti piccoli che possano essere utilizzati sia dalle persone anziane nel termine eco-housing, che fra l'altro è l'abitare, per cui uno rimane legato alla sua realtà, alla sua città, al suo paese, ai suoi amici, e non vai in una casa di riposo ma vivi in una casa recuperando più piccola. dal degrado alcune aree. Esatto. No? Anche, E, certo. poi diciamo anche di più, diciamo, ma perché molto spesso le nostre case storiche sono chiuse e fanno la muffa, no? E le ristrutturiamo ogni 20 anni perché sono state sempre chiuse? Perché non rendere fruibile la città e dire a questi ragazzi questa è anche un'occasione di lavoro, oltre che di autonomia di vita, che questo realizza la condizione di far sentire quelle persone partecipi della società, realizzate nella società. Perché non è vero che le persone che hanno disabilità non possono dare, sono persone che forse danno più di tante altre perché non hanno l'egoismo. Ora, su queste cose vogliamo fare una riflessione. Io mi appello ai sindaci, a tutte le persone che hanno buona volontà, senza voler emulare qualcuno di una cultura che non mi appartiene, ma però veramente possiamo fare tante cose insieme, perché le imprese, anche qui, loro hanno un ruolo sociale, ma l'impresa si deve preoccupare della società che la circonda o no? Domani la forza lavoro da dove arriva? Se noi non facciamo politiche di integrazione, le persone che hanno lavorato in una fabbrica tutta la vita non possono essere abbandonate perché non sono più produttive. Allora, il tema di una società diversa è un tema che non ha bisogno solo di soldi, ma solo di buona volontà molto spesso di parlarci, di integrarci, di ragionare su un progetto condiviso. Certo. Che fa dall'ambiente alla sanità. L'altro giorno ho partecipato a un convegno, si è partito dalla felicità all'ambiente. Passando per la sanità, c'è una grande preoccupazione sul sistema sanitario, anche Veneto, nonostante tutti dicono che è uno dei migliori, no? Però non è proprio così, perché le liste attesa ci sono, perché le accessibilità ai servizi sono sempre più difficili, perché spostano le strutture di riferimento, perché vengono concentrati, ci sono gli ambulatori dei medici di base che si stanno chiudendo e molte frazioni non ce l'hanno più. Allora vogliamo affrontare questo tema, come una struttura pubblica riesce a dare un servizio comunque. Certo che magari non è una cosa che si riesce a dare in termini, come si può dire, aziendali, no?
però coinvolgendo le associazioni, coinvolgendo il nostro mondo, Si perché no? compensa, Perché non fare le cose che li certo. accompagniamo noi? Perché non parliamo dei medici in pensione che possono essere punti di riferimento di sussidiarietà, attenzione, non di sostituzione, ma sì, di sussidiarietà si è parlato per dare un molto. aiuto, perché abbiamo persone che non hanno diritto all'accesso alla sanità, chi non ha il codice fiscale, abbiamo persone che vivono sole, sono emarginate, che non possono spostarsi. Allora, tutti questi temi sono questioni che noi affrontiamo tutti i giorni. Diceva un professore, mi pare vecchiato, noi siamo le sonde, non i rilevatori, siamo le sonde, perché noi tutti i giorni tocchiamo i bisogni. Io vi posso raccontare la questione, la MOM, abbiamo un accordo con la MOM rispetto al trasporto scolastico. Ci sono 5 bambini disabili a Treviso, sappiamo Gravi, di questi, che e la MOM ci ha chiesto di dargli una mano a spostarli, a portarli a scuola, perché non riescono a prendere il bus scolastico. Il bus, certo. Voi avete presente cosa significa per questi bambini arrivare a scuola in orario, essere accompagnati, i nostri volontari se li coccolano, non ce n'è uno che ha la barba un po' cicciottello, lo chiamano Babbo Natale, cioè è nato un rapporto con queste persone che la gente sorride, perché io quando mi penso salire una carrozzina su un pullman, su un pulmino, no? È una complicazione unica, lì arriva il nostro volontario sulla sua macchina, lo mette là, gli parla, è individuale, spesso sale la mamma, il papà, cioè, tutte queste cose fanno parte di una umanità che non c'è più, di una umanità che dobbiamo recuperare, perché queste persone hanno diritto a essere persone e non sentirsi il pacco che crea fastidio, perché anche quando un disabile sale in pullman molto spesso è visto come quello che fa fare ritardo. Ecco, queste sono le cose sulle quali noi vogliamo lavorare. Grazie Umberto. Allora, ci fermiamo pochi istanti, poi ricominciamo da qui. A tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, giovani e ragazzi, cioè ragazzi e anziani, e quindi anche nelle attività, l'avete sentito, che abbiamo raccontato fino ad adesso. Allora, c'era nel filo d'argento quello che fa riferimento al computer, l'attività com'era? Informatica senza frontiere? Esatto, giusto, ricordo bene? Sì. Che mi incuriosisce molto. Però prima di quello vorrei parlare invece delle attività motorie, che sottovalutiamo. Ma sono importantissime, perché abbiamo già citato molte attività, ma questa per esempio le aiuta a mantenersi giovani, perché fare anche piccole cose, qualche piccolo gesto o movimento durante le giornate ti consente poi di camminare senza il bastone, tante cose, vero? No? Questo, come si organizza, chi lo segue, come si può partecipare? Esatto, noi abbiamo parecchie realtà in provincia di Treviso dove ci sono attività motorie o di cammino anche, questo tra l'altro sono anche delle attività organizzate assieme anche a LUIS, perché c'è una fase iniziale seguita un po' da esperti certo. che aiutano sia a formare quello che un po' guida poi questo gruppo e sia anche per dare alcune indicazioni dal punto di vista anche sanitario. Aspetta Giancarlo, ti interrompo perché abbiamo una telefonata, Sì. La sentiamo subito. Pronto? 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 Ce l'abbiamo? Ditemi se no. Mi sente? No. Ok, niente allora, prego. Sì, allora, ecco, continuando, quindi questa è una delle attività che noi svolgiamo da sempre, appunto, queste attività motorie. Poi c'è l'esperienza appunto che viene fatta da Polaris, che è molto più specifica, appunto, che è quella della ginnastica posturale, quindi questo è anche E il Polaris lo fa per i giovani o lo fa anche per... Aperto a tutti. Aperto a tutti? Sì, partiamo sia dai ragazzi più giovani, nel senso che hanno problemi di scoliosi, sì. per arrivare alle persone anziane, e naturalmente tutto questo fa riferimento sia ai benefici emotivi, psicologici, fisici e anche relazionali. Anch'io come persona ho partecipato a queste attività e devo dire che sostanzialmente fanno molto bene al fisico, ma soprattutto da un punto di vista emotivo e relazionale sono molto benefiche. Chiaro, ma poi anche perché se si fa attività fisica si sta meglio, no? Sì, Anche di mente, infatti. Sì, esatto, questo è. Noi appunto nelle nostre attività sia con gli anziani sia con le persone più giovani, quello su cui puntiamo molto è il discorso di un rapporto di relazione, quello che per esempio negli anni passati abbiamo anche cercato di fare delle indagini sui bisogni delle persone di una certa età in su.
E quello che dicevamo prima, che emerge maggiormente, è il discorso della solitudine. Poi più avanti andiamo a quell'età e più è al femminile, insomma, la solitudine, e tra l'altro persone che non hanno la patente, che hanno quindi maggiori difficoltà. E quindi qui c'è un grosso lavoro non solo di volontari, ma di costruire anche il rapporto di una rete di vicinato, perché questo è l'aspetto, credo, anche di mutuo aiuto importante, perché comunque anche il volontariato può arrivare solo a un certo punto quando viene segnalato. Ma di vicinato vero? Cioè nel momento in cui voi conoscete l'abitazione della persona che usufruisce dei vostri servizi, cercate di conoscere anche il vicinato? Questo intendete? Sì, esatto, questo è l'importante di costruire. Questo lo si fa in rapporto con i servizi, è evidente, perché lo succede che spesso quello che noi riscontriamo è che in realtà tante persone non sono conosciute dai servizi. Questo è un po' un problema, perché i servizi conoscono quelli che si rivolgono per un qualche loro o dei familiari, si rivolgono, ma ce ne sono anche diversi altri che in realtà non si rivolgono mai ai servizi, vivono una situazione magari di solitudine, anche da un punto di vista non solo di solitudine, ma anche di isolamento, di difficoltà. Ecco. Questo è un aspetto sul quale bisognerebbe lavorare di più, per esempio, cioè un'idea che noi in passato avevamo cercato anche un po' di lanciare era quello di dire: perché in qualche realtà comunale non cominciamo da un elenco delle persone sole, andiamo sulla base di un piccolo questionario a visitarle in collaborazione con i servizi sociali, capire se conoscono i servizi che hanno la possibilità di usufruire, e anche sapere che in pratica in qualche modo ci possono essere o dei volontari o dei servizi ai quali loro possono rivolgersi. Questo è difatti spesso una campagna di formazione, no? Poi mettiamoci che poi è quello che stiamo facendo anche oggi. Senti, Manuela, un'altra cosa, non mi ricordo, abbiamo detto della Domenica Montagna prima, no? Allora, cioè che cos'è? praticamente domenica porteremo i ragazzi con disabilità e non, perché comunque Polaris è costituita da un bel gruppo di ragazzi giovani, proprio perché possiamo parlare di inclusione nella misura in cui i ragazzi disabili, che abbiamo un target dai 13 per arrivare fino ai 30 anni, possono confrontarsi e condividere esperienze e iniziative con ragazzi alla pari. Infatti all'inizio del nostro operare i ragazzi venivano individuati come operatori sociosanitari e abbiamo dovuto veramente lavorare moltissimo sotto l'aspetto proprio relazionale per far capire loro il valore dell'amicizia, ed è per questo che noi cerchiamo di intervenire soprattutto nel tempo libero, quando le famiglie, le comunità, i centri hanno a carico queste situazioni e non sanno come coinvolgere questi ragazzi. Ecco dunque che domenica è una delle tante esperienze che noi naturalmente proponiamo. Porteremo tutti i ragazzi, abbiamo circa 20 ragazzi che verranno con noi a Carralte di Belluno al Parco Ventura, proprio per vivere una giornata di spensieratezza in compagnia tra amici, mangeremo assieme e faremo delle attività, delle esperienze comuni. A settembre porteremo un altro gruppo di ragazzi a Praga, quindi cerchiamo di incentivare proprio questi momenti di aggregazione. Ma per domenica è aperto, ci si può ancora iscrivere, sì, è libero? Sì. E cosa devono fare eventualmente? Devono assolutamente o mettersi con noi in contatto al numero praticamente 366 35 40 228. Poi lo ripetiamo dopo loro, oppure eventualmente scrivere un'email a polaris.treviso@gmail.com. Credo sia una telefonata, ricordiamo il numero di telefono, Manuela. Allora 366 35 40 228. No ragazzi, niente, falso allarme di nuovo visto, vabbè, forse c'è qualche problema. Allora Umberto, tra le altre attività che non abbiamo ricordato ancora, c'era quello che dicevo io del computer, che poi vabbè abbiamo più o meno anche già detto prima, cioè si insegna anche a qualsiasi età, no? Il computer senza frontiere, l'informatica senza frontiere. È un'associazione con la quale collaboriamo, che fra l'altro adesso abbiamo un progetto di cui partecipa anche l'ISRA di Treviso, in cui si fanno i corsi di informatica per le persone, perché questa cosa li prepara anche a quello che può essere uno sviluppo del futuro, nel senso che
magari la difficoltà a raggiungere la banca, per cui lavorare con l'home banking, ma anche quello che è tutta la anche per l'INPS, quindi per ormai, l'INPS, certo. assolutamente, ma è anche tutta la questione che avverrà con la medicina, con il telecontrollo delle persone, queste robe qui, la domotica, per cui è importante preparare le persone anche a questo tipo di conoscenze. Sentiamo la telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. A voi. Intanto volevo chiedere una cosa che prima sentivo col discorso scuole che Trentin ha ragione. Il suo nonno Vigil Famonico. Ha ragione, ripeto, Trentin. Guardi che deve parlare più forte però perché sennò non la sentiamo, eh? Scusa. Niente. Trentin ha ragione, il signor Trentin ha ragione, alle scuole una figlia dell'altro avevano una signora, pagavano una cazzata, però i bambini, addirittura dopo di tenerli dentro, gli aveva anche la sicurezza di non stare in strada come adesso, no? Tutto su un colpo l'anno scorso che via tutti i bambini stanno in strada, in mezzo al freddo, in mezzo a piova, vento e neve, quello che c'è, e non vede nessuno che li guarda. E allora mi do ragione Trentin, perché mi conosco, io non mi conosco il Bigetto Giancarlo, è il pittore. Sì? Pittore, era in ferrovia una volta, così Sì, certo. No, è più conosco che stava in Giancarlo, ecco, sindacalista. Ma non è questo, dice che sembrava gente, ma se voi altri non fa serio, come adesso c'è un'altra cosa, il legame aumentare gli affitti a tutti, ma voi altri ex sindacalisti, ma non si può chiedere il motivo perché 100 euro, 300 euro, 500 euro, disegnano da fuori di testa. Più affitti. Uno mi dà colpa a uno, l'altro mi dà colpa a quest'altro, e noi altri primo. Certo. Ti saluto. Grazie, ciao. Grazie, buongiorno. Ecco, sono da Carlo Bisetto, l'ospedaliero, tu mi conosci? Sì, che te conosco. Ciao. Sì, ciao. Giancarlo, grazie, buona giornata. Umberto, rispondiamo qualcosa? Sì, molto spesso ci troviamo in questa condizione, no? Che le collaborazioni o la collaborazione che noi siamo disponibili a dare non trova un riscontro nelle istituzioni. Perché per esempio ci sono decine e decine di comuni, vorrei dire insomma tanti, con cui abbiamo dei rapporti, e qui non c'entra nessun colore politico, ma solo i bisogni delle persone, con cui abbiamo delle collaborazioni interessanti, e questi progetti che noi proponiamo sono progetti che poi vengono condivisi, vengono realizzati. Questo è della scuola, dell'anticipo della scuola è una banalità, nel senso che dal punto di vista cosa costa? 50 euro all'anno, perché questi sono i termini delle cifre, 100 euro. Allora io credo che con più attenzione queste cose si possono estendere, i bambini non possono stare per strada, non possono stare fuori, e tra l'altro il problema vero è che molto spesso questa difficoltà di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro costringono tutti a fare le corse. Esatto. E per cui se ci fosse un'attenzione a queste piccole cose daremo delle risposte incredibili e risolveremo dei problemi che oggi creano solo difficoltà, delle difficoltà così, proprio perché l'orologio è quello. Riusciremo a dare delle risposte e tutti saremo più sereni, perché ti arrivi al lavoro in orario, perché il bambino è protetto dentro un istituto con persone che lo controllano, che lo guardano, e poi arrivano il personale scolastico. Quindi queste piccole cose sono piccole cose, ma ce ne sono centinaia. Una biblioteca in cui magari si investe sui sistemi wifi, queste robe qui, e poi sappiamo benissimo che nelle case magari è difficile studiare perché c'è la televisione, il fratello più piccolo, abbiamo dei ragazzi che vanno a studiare nelle biblioteche, rimangono aperti fino alle 10 di sera, hanno gli accessi a internet, hanno wifi, hanno tutto, e per cui studiano non solo sul libro ma anche su tutta quella che è la conoscenza dei sistemi informatici con cui puoi connetterti ogni istante. Ecco, sono cose che non hanno un valore grande, ma danno invece una grande risposta sociale. Per cui a volte non è che l'aiuto è solo legato a avere i milioni del finanziamento o le centinaia di migliaia di euro, è legato proprio a piccoli atteggiamenti e a piccole attenzioni che danno grandi risposte, perché fanno parte della vita pratica di tutte le persone. Verissimo. Allora, ultima parte, ci rivediamo tra pochissimo, vi aspettiamo.
9.13, ultima parte insieme, stiamo parlando dell'Auser oggi. Emanuele, una cosa che volevo approfondire, abbiamo discusso di formazione, perché anche l'esperienza poi insieme, formazione, anche la ginnastica diventa salute, quindi un modo per stare bene insieme e crescere, formarsi eccetera. C'è una formazione, diciamo, di un'altra pubblicità anche per le famiglie, quindi chi sta dietro questi giovani o meno giovani, no? Allora, si diceva appunto prima Umberto che le famiglie hanno bisogno di essere sostenute e supportate, no, nel loro ruolo proprio anche come genitori, ed è per questo che anche l'Auser Polaris offre a queste famiglie un supporto da un punto di vista proprio anche formativo di alcune proposte. Ad esempio a settembre partirà una proposta rivolta direttamente ai genitori di Dance Ability, è costituita da 5 incontri, 2 incontri per solo genitori e altri 3 incontri genitori e figli, proprio per entrare in relazione attraverso il corpo, per aumentare la fiducia tra padre, madre e figlio, figlia, e una cosa reciproca. Oltre a questo comunque abbiamo cercato di analizzare e rilevare quelli che sono i bisogni delle famiglie rispetto ai propri figli con disabilità, e l'area che andremo a toccare attraverso una proposta formativa con una sessuologa a partire da gennaio sarà proprio quella dell'affettività e sessualità, quindi faremo una parte anche qui operativa con i genitori e poi anche con i ragazzi con disabilità. Sentiamo la telefonata a casa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno dottora Varino, sono Giusy. Giusy, buongiorno, ben trovata. Volevo fare un plauso ai volontari dell'Auser di Treviso per la gentilezza con gli ammalati e che ho avuto a che fare con mio fratello che sta su una casa di riposo con visite ospedaliere. Siete bravissimi, bravissimi, disponibili. Grazie. a qualunque ora, Grazie. Vi ringrazio molto. Grazie. Grazie Presidente. Guardi, mi fa commuovere Umberto Tronchini, lo dico io, perché... Sì, perché noi non lo chiamiamo trasporto come fanno altri, lo chiamiamo accompagnamento, proprio perché ci mettiamo l'umanità, perché se non c'è questo atteggiamento diventa tutto meccanico. Noi pensiamo e crediamo molto nel rapporto con le persone, e il rapporto con le persone si sviluppa con gli atteggiamenti che si hanno e con le disponibilità che si hanno, per cui ringrazio la signora di questa sua cosa che estenderò a tutti quei volontari che magari sono in giro con i pulmini e non ci vedranno, ma però fanno parte delle cose che gratificano, perché il volontariato è un mondo in cui non si fa per soldi, si fa perché uno ha dei valori e noi vogliamo che questi valori siano la nostra forza e soprattutto vogliamo provare a portarli anche nella società di domani, perché sono valori fondamentali. Bello, grazie Giusy, buona giornata. Grazie Giusy. Emanuele, abbiamo interrotto, c'era qualcos'altro in più da dire? No. Ecco, quello che ho detto appunto è la proposta che faremo appunto a gennaio, e proprio attraverso la presenza di una sessuologa ci sarà un momento diciamo frontale con la presenza di questa persona, di questa sessuologa, e un secondo momento proprio di tipo operativo, nel senso che verranno coinvolti i ragazzi in alcune esperienze in modo tale che possiamo calarli direttamente nell'esperienza di relazione con gli altri. Ad esempio a febbraio abbiamo intenzione di fare un pigiama party proprio per cercare in qualche modo di mettere questi ragazzi in rapporto con gli altri e fare da contenitore a tutto questo. Anche noi volontari ci stiamo autoformando e formando, nel senso che abbiamo investito moltissimo sulla formazione del volontario competente, e anche qui per arrivare ad essere un volontario competente c'è un processo di crescita. Chiaro, certo, sicuro. Altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, senta, sono Salvatore. Prego, Volevo un'informazione da voi, visto che l'Auser è così brava, così attiva. Sto guardando per la prima volta, ho avuto il piacere oggi di vedere questa trasmissione, e secondo me la servirò per tutta la mia vita. No, io ho un problema grandissimo, perché ho papà che è cieco ed è invalido civile. Il problema non è tanto per papà, perché è assistito, non c'è problema.
Il problema è per mia mamma, che anche lei è quasi settantenne e sono 15 anni che prende cortisone, perché ha dei problemi, diciamo, reumatologici. Non siamo capaci di trovare un ortopedico bene che gli possa dare veramente un indirizzo a come uscire da questo cortisone. Volevo sapere da voi se mi potesse indicare qualche ortopedico buono, perché lei ha avuto un'operazione al seno, gliel'hanno tolto e c'ha un braccio che non lo muove più. C'ha le gambe che quasi riesce anche a lei quasi a mettersi sulla seta rotello. Si può fare qualche cosa? Io mi chiedo, cioè lei cerca, mi aspetti Salvatore, un medico ha detto? O qualcuno? Allora, ne abbiamo visto decine, tutti quanti ci glielo toglie, ci glielo mette il cortisone. Che quindi utilizzano quella come soluzione, che definiamo la soluzione. Secondo loro, non è vero, perché io sento a volte per televisione che ci sono ortopedici proprio indicati per queste cose, ma come mai questa benedetta donna deve prendere, già c'è il marito in quelle condizioni? Allora Salvatore, intanto grazie, abbiamo capito. Ortopedico, perché qui a Verona non ce n'è uno buono, ve lo dico io. Ah, dove? A Verona, io sono a Verona. Ah, Verona, perfetto. Salvatore, grazie intanto, buona giornata. Vediamo se tra le conoscenze, diciamo le cose, non so se Terme può anche essere quello, dico una stupidaggine ovviamente, però lì c'è evidentemente un intervento molto più... Sì, questo sono delle richieste piuttosto importanti. Esatto, specifiche, però ecco, quello che io voglio far presente è questo, cioè noi attraverso anche il nostro numero di telefono abbiamo anche un numero verde, però chiamandoci magari ha bisogno di una consulenza, no, da parte vostra, possiamo dare un aiuto, delle informazioni, delle indicazioni, cioè noi abbiamo appunto un numero di telefono dove siamo sempre presenti di Treviso, che è 0422 409 213, e quindi eventualmente c'è sempre qualcuno che magari può dare una risposta, un'informazione. Adesso Salvatore, mi sembra di capire, sta nella zona di Verona o Verona, quindi cercherà. Sì, questo per quanto riguarda Treviso, ecco. Ecco. Però il numero di Treviso lo ricordiamo, Umberto? 0422 40 92 63. No, quello è il primo. No, quello aspetta, primo. scusami. Guardo io. Scusami, sì, questo perché non ho capito che gli occhiali, che ho lo stesso problema pure io, quindi adesso. 0422 40 92 13, che è questo, giusto? L'altro è il fax. Esatto. 0422 40 92 13, così l'abbiamo ripetuto 2 o 3 volte. Poi ricordiamo anche quello, Manuela, di prima che dicevamo, no? Ecco, io volevo porre una questione. Che era il tema della programmazione, cioè? Sì, di carattere generale, nel senso che noi raccogliamo molti bisogni nelle nostre attività, che vanno appunto da situazioni che riguardano giovani, ma poi magari gli anziani, eccetera. Allora, cosa succede? Che in realtà che organizza i servizi sono le istituzioni, l'ULSS, i comuni, eccetera, e c'è una modalità che è quella della programmazione, li chiamano i piani di zona. Attualmente noi stiamo concludendo un periodo che è durato 8 anni di programmazione senza, diciamo così, un rinnovo di questa programmazione. Adesso quello che è importante, siccome a fine anno la Regione ha stabilito l'avvio di una ridefinizione di questa programmazione dei servizi, partendo quindi dalla rilevazione dei bisogni, nel verificare che tipo di risposte ci sono, cosa bisognerebbe organizzare. Quindi l'importante è che tutte cioè appunto le istituzioni si mettano assieme, e anche il volontariato, impegnati a analizzare la situazione e progettare e rispondere a questi bisogni. Questo credo sia importante un po' come impegno di tutti i soggetti che operano nel sociale, e quindi anche noi come volontariato rispetto a quello che possiamo dare. Umberto, abbiamo l'ultimo minuto, però non abbiamo detto niente alle università popolari, abbiamo citato solo varie volte, 18 ho sentito bene prima? 18 in provincia di Treviso, abbiamo 18 università popolari, molto articolate sul territorio,
più una decina di gruppi che non sono costituiti in università, però fanno anche queste attività culturali. Dentro questa dinamica c'è di tutto, nel senso che passiamo dai corsi di lingue, ai corsi di cultura, alla preparazione ad alcune gite attraverso lo sviluppo della conoscenza, non so, di monumenti, di città storiche, di paesaggi, e poi normalmente si fanno alcune uscite in cui si va a visitare quello che per cui si è studiato. Io credo hanno un livello elevatissimo, parliamo di economia per esempio, di storia, di tutte quelle cose che nella programmazione vengono i soci o chi si affaccia propone, vengono valutate dal gruppo che costruisce i programmi, e sono programmi che non hanno nulla a che vedere con gli studi che si fanno all'università, perché noi ci avvaliamo di docenti, insomma abbiamo dei volontari, ma molto spesso abbiamo docenti che sono dei professionisti di queste materie e che vengono fra di noi. Guardate, poi ci sono anche le cose più ludiche, nel senso che abbiamo delle università che fanno i laboratori di teatro, il ballo, i laboratori di musica, il congresso, cucina, cioè fanno di tutto realmente, fanno laboratori di tessile, di abiti, di sartoria, borse, c'è di tutto, e questo c'è uno sbizzarrirsi rispetto alle idee che la gente ci propone e che noi tentiamo in qualche modo di accogliere, e vediamo che questa cosa provoca anche delle curiosità che ogni anno si aggiungono a quelli che c'erano prima, anche nuove persone, nuove proposte, perché le persone nuove molto spesso sono anche portatrici di un'idea nuova, no? Di una volontà nuova, ecco, credo che questo sia. E per cui alla fine, mi pare che siamo quasi alla fine, voglio dire, l'Auser è un'associazione che dà aiuto. Per dare aiuto servono le persone che vogliono aiutare. Per cui essere volontari, appello, diciamo, anche per cui anche essere volontari, certo, essere volontari. In questo ultimo anno, fra l'altro, abbiamo avuto la fortuna di avere parecchie persone che hanno smesso di lavorare o che hanno conosciuto la nostra associazione anche per i bisogni che toccavano tutti i giorni, e che hanno dato e sono diventati i nuovi volontari. Per cui questa cosa è aperta, il dare e l'avere. Molto spesso per me personalmente l'avere è la cosa più importante, cioè l'avere, la riconoscenza, vedere la gente sorridere è un fatto che mi dà molta ricchezza, e per cui penso che chi prova queste emozioni le può provare lavorando fra virgolette, collaborando con noi, perché lavoratori non siamo più, anzi ce ne sono anche lavoratori che danno il proprio tempo. Comunque, allora grazie a Umberto Tronchin, a Manuela Beni e a Giancarlo Cavallin, grazie per essere stati con noi, a voi che ci avete seguito. Ricordatevi, telegiornali a partire dalle 18:30, poi 20:10 questa sera con il nostro direttore Luigi Bacialli e l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, e poi è mercoledì, quindi prima serata ancora con lo sport e con i Studio Voi Stadio. Grazie, buona giornata. Arrivederci.